come siete arrivati a questo risultato, che è già un risultato importante, ma bisogna andare avanti. Ma il risultato è molto importante, ci siamo arrivando terzi nel campionato ligure e qualificandoci per il girone di Napoli in casa della Cannottieri, dove abbiamo battuto 6-5 la Florenzia, di 2 gol l'Ancona, e poi all'ultima partita di nuovo di 2 gol il padrone di casa della Cannottieri, e quindi qualificandoci primi del girone Napoli, e quindi giocheremo le semifinali in casa. Cosa ti aspetti da questa semifinale? E col fatto di giocare in casa, se può essere un vantaggio? Sicuramente sarà un vantaggio giocare tra le mura amiche, anche perché non abbiamo mai disputato una competizione di questo livello in casa, e spero che andrà bene, ci stiamo allenando bene, quindi incrociamo le dita e vediamo cosa succede. Ecco, quali saranno secondo te gli avversari più forti di questo girone? Sicuramente sulla carta il Brescia ha vinto l'altro girone, quindi dovrebbe essere la più forte, ma le altre sono rinomate, quindi non possiamo sottovalutare nessuno sicuramente. Incrociamo le dita, ripeto. Il girone è molto equilibrato, le squadre, stiamo parlando di squadre di Serie A1 come scuole pallanuoto, quindi Posillipo, Acquachiara, noi e il Brescia, anzi l'Acquachiara è retrocesso purtroppo quest'anno dalla 1 e noi squadra di A2, quindi ecco ci affacciamo in un palcoscenico difficile dove piccoli particolari possono fare la differenza, il livello è molto vicino, possiamo vincere e perdere con tutti, dipenderà tanto da noi, dalla nostra voglia e fare il massimo possibile. Determinante è essere atleticamente pronti, essere pronti di testa a non mollare mai e quindi incrociamo le dita e ce la mettiamo tutta come sempre.